È l'ultima superluna del 2020, quella intitolata Ai fiori della primavera. Al massimo della sua grandezza e luminosità, il satellite ha attraversato il cielo, affascinando tutto il mondo. Ce ne parla Monia Venturini. La superluna emerge dalle poche nubi che solcano il cielo di Londra e fa risplendere lo skyline della città. I monumenti storici fanno da quinta ad uno spettacolo straordinario. Di notte gli inglesi, in pieno lockdown, si avventurano nei parchi per osservare il cielo. Accade quando la luna piena si avvicina alla Terra un po' più del solito. Così, nelle notti limpide come questa, appare più grande e incredibilmente luminosa. Questa è la quarta superluna del 2020. Gli indiani d'America a maggio la chiamavano la luna dei fiori ed è uno spettacolo in mondovisione. Nel cielo terzo del Medio Oriente, dietro le chiese e nella notte del Ramadan. Toglie il fiato dietro la maestosa moschea di Istanbul. Risplende nel mare solitario dell'isola di Santorini, in Grecia. Nella notte di Caracas sembra ancora più grande e la gente sale sui tetti per festeggiarla. Super spiritual. È un'esperienza mistica, mi viene da pregare per il mondo e per la salute di tutti quanti, dice Berta Lopez. Ci voleva con questi chiari di luna.